Buongiorno a tutti ed eccoci al nuovo episodio di Io non so di tappo, che oggi ci porta in Veneto, dove approfondiamo il Valpolicella Ripasso con l'azienda Tommasi, che ha scelto per il suo vino un tappo sostenibile innovativo della linea Nomacork di Vinventions. La Valpolicella è la zona collinare a nord-ovest di Verona e gode di un ottimo clima grazie alla protezione a nord dei Monti Lessini, ma anche alla buona esposizione al sole verso sud, tanto da farlo avvicinare molto a un clima mediterraneo. Da sempre questa zona ha avuto nell'agricoltura la sua principale fonte di ricchezza e la vocazione alla viticoltura ha radici davvero molto antiche. Il vino della Valpolicella è ottenuto prevalentemente dai vitigni autoctoni presenti nel territorio, come la Corvina, regina delle uve veronesi, affiancata dalla Rondinella e dal Corvinone spesso, ed eventualmente da altre uve locali un po' meno rinomate. Strettamente legata anche alla tradizione della Valpolicella è la tecnica dell'appassimento delle uve prima della fermentazione sulle arelle, tipici graticci in bambù. Tecnica che da sempre ha caratterizzato la produzione dei grandi vini di questo territorio, come l'Amarone, uno dei vini rossi veneti più conosciuti, o il Recioto, vino dal sapore dolce e vellutato. Proprio dalla tecnica dell'appassimento deriva anche il ripasso. Il metodo ripasso è una tecnica enologica molto antica, utilizzata già da diversi secoli dai produttori dei vini della Valpolicella, ma riconosciuta soltanto recentemente. Consiste nel lasciare il Valpolicella base a contatto con le vinacce appena pressate dell'Amarone o più raramente del Recioto, per un periodo di tempo variabile. In questo periodo avviene una seconda fermentazione alcolica e la Valpolicella acquisisce dalle vinacce parte degli aromi e della struttura. Il vino che si ottiene da questa tecnica rappresenta, possiamo dire, una via di mezzo tra la leggerezza e la bevibilità del Valpolicella e la potenza dell'Amarone. Fu infatti proprio questa ricerca di un vino pregiato e di spessore, ma più delicato e facilmente abbinabile, a convincere i produttori della zona a sperimentare questa nuova tecnica, rivelatasi un grande successo. Proprio come quello della cantina antica e storica che andiamo subito a scoprire meglio. La cantina Tommasi è una delle più antiche e celebri della provincia di Verona, radicata da diverse generazioni proprio nel cuore della Valpolicella classica, con proprietà che si sono estese poi negli ultimi anni anche in altre zone d'Italia, sempre ad alta vocazione vitivinicola, in particolare nell'Oltrepò Pavese, a Montalcino, in Maremma, in Manduria e anche in Basilicata. Tommasi è la storia di una famiglia che iniziò nel 1902 a Verona, quando Giacomo Battista Tommasi sposò Augusta e insieme, pur continuando nella coltivazione della terra di famiglia nella Valpolicella, iniziarono a vendere il vino non più come una semplice bevanda, ma proprio come un prodotto di qualità superiore. A partire poi dagli anni 60, l'azienda si è imposta proprio come uno dei punti di riferimento per il vino di qualità in Valpolicella. Oggi è gestita con passione, competenza e responsabilità dalla quarta generazione. Sono ben 9 cugini, uniti in una virtuosa collaborazione familiare, con grande professionalità e rigore. Ed è probabilmente questo il segreto del grande successo della famiglia Tommasi in Italia e nel mondo, nato da un profondo attaccamento alle tradizioni familiari e proprio al territorio della Valpolicella. E ora andiamo subito all'assaggio del suo ripasso. Il Valpolicella Ripasso Classico Superiore di Tommasi è prodotto esclusivamente con le migliori uve autoctone, Corvina al 70%, Rondinella e Corvinone, tutte provenienti dai più pregiati vigneti di proprietà. In particolare dal vigneto La Groletta, simbolo della Valpolicella classica grazie alla sua posizione privilegiata su una terrazza naturale a 250 metri sul livello del mare, e dal vigneto Concadoro, una collina a forma di conchiglia, il cui suolo, misto di medio impasto in superficie e ricco di scheletro in profondità, rende questo vigneto tra i più prestigiosi dell'azienda.
La migliore selezione del Valpolicella fermenta in contenitori di acciaio per 9 giorni e viene poi ripassato sulle vinacce appena pressate dell'Amarone per ottenere una seconda fermentazione con rimontaggi giornalieri per circa 12 giorni. Ne arricchisce la struttura e la complessità aromatica. Il vino rimane poi ad affinare per almeno 15 mesi in botti di Rover da 65 ettolitri e altri 6 mesi almeno di bottiglia. Nasce così un vino dal carattere tradizionale, ma con un'anima moderna e un'identità precisa, in perfetto equilibrio tra eleganza e struttura. Si presenta con un rosso rubino intenso e luminoso. Riesce a stupirti al naso con note di fiori appassiti come la viola e una frutta rossa in confettura come la marasca, la ciliegia, la prugna. Al palato è elegante e corposo, con tannini molto morbidi e una lunghissima persistenza. È adatto a piatti della cucina di terra, ottimo con i bolliti, con i brasati, carni rosse alla griglia, ideale anche per accompagnare formaggi stagionati e primi con un sugo elaborato. E ora andiamo a scoprire il suo tappo. La scelta del tappo Noma Cork Select Green 500 rientra nell'ottica della sostenibilità dell'intero packaging, ossia tappi organici con certificazione FSC, etichette sempre con carta certificata FSC e cartoni in carta riciclabile.